Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non sappiamo se sia l'effetto nostalgia portato dalla mezza età, se sia una confusione psicologica, una crisi di identità, se sia viceversa una scelta politica scientemente e consapevolmente antagonista. Sta di fatto che ormai Maurizio Landini, nelle didascalie, nei sottopancia, ancora nominalmente segretario della CGIL, parla come, diciamo, il capetto di un collettivo adolescenziale ultra pro-pal di estrema sinistra, diciamo, come una propaggine dei Cobas, cioè si sono invertiti i rapporti, sembra una voce ancora più massimalista alla sinistra dei sindacati autonomi, diciamo. Questo è un po' ormai il clima che diffonde quello che una volta era il capo del sindacalismo italiano e che oggi è esplicitamente uno dei leader più impegnati del fronte pro-PAL, quello la cui costruttiva e ovviamente articolata nell'interesse dei lavoratori italiani parola d'ordine è blocchiamo tutto. Ma oggi è andato oltre Landini, in una conferenza stampa diciamo allucinata, ha rilasciato le seguenti vibranti dichiarazioni. Oggi siamo di fronte alla necessità di ristabilire un diritto alla pace per tutti, a partire dal riconoscimento del diritto all'esistenza di uno Stato palestinese. Sulla premessa, quantomeno, che questo avvenga diciamo a valle della cancellazione del mostro terrorista e nazi-islamico di Hamas, ovviamente neanche una sillaba non è considerato un dettaglio rinunciabile, evidentemente, dal capetto dell'antagonismo italiano. Comunque proseguiamo. Abbiamo ritenuto necessario, come CGIL e in dialogo con altre organizzazioni sindacali, metterci al servizio della Global Sumud Flotilla, cioè il segretario del principale sindacato italiano, un pezzo di storia della società, della politica in senso lato, del movimento operaio e lavoratore italiano come la CGIL, lo dichiara espressamente, tra virgolette, ha reputato necessario mettersi al servizio della flottiglia, cioè le ragioni dei metalmeccanici, degli operai, degli impiegati, di qualunque iscritto alla CGIL. Costui deve sapere che le sue ragioni sono messe al servizio della Global Sumud Flotilla. Prosegue: seguire questo percorso per essere nella condizione di utilizzare lo strumento più forte di cui dispongono i sindacati, il diritto di sciopero, che essendo uno strumento forte viene appunto buttato palesemente, senza più neanche ritegno o infingimenti, nella battaglia sfascista pro-PAL. Tant'è che, dice sempre Landini, di fronte all'eventuale blocco, al sequestro, all'arresto delle navi, cioè di fronte al fatto che la Marina israeliana qualcosa dovrà pur fare di fronte a chi vuole in modo reiterato e palese violare un blocco navale, noi dichiariamo e confermiamo che siamo pronti alla proclamazione in modo tempestivo di uno sciopero generale che riguardi tutte le lavoratrici e i lavoratori pubblici e privati. Cioè si preannuncia la possibilità di uno sciopero immediato, anche diciamo eccezionale rispetto ai tempi, modi, alle convocazioni di legge convenzionali, in nome delle ragioni della Global Flotilla, al cui servizio il segretario della CGIL sta mettendo il sindacato stesso e i lavoratori in teoria rappresentati dal sindacato medesimo. Tant'è che lo dice espressamente. È il momento di chiedere alle lavoratrici, ai lavoratori, agli studenti, ai pensionati, a tutte le persone di scendere di nuovo in piazza come già accaduto nei giorni scorsi e di dare continuità alla domanda di salari, nuovi contratti, stabilizzazione di condizioni precarie, ma va la domanda di libertà e solidarietà con il popolo palestinese. Cioè ormai il lavoratore italiano è palesemente
uno strumento al servizio delle ragioni acritiche, senza specifiche su Hamas, del popolo palestinese, e quindi del blocchiamo tutto e dello sfascismo che abbiamo visto in azione tra gli altri luoghi, anche alla stazione centrale di Milano. Cioè è esplicitamente quello che Landini aveva preannunciato come la rivolta sociale, in nome delle ragioni, tra virgolette, pro-PAL, di cui Landini si mette a capo, la rivolta sociale. Di fronte a questo scenario, ripeto, allucinato, ha fatto benissimo il ministro Salvini a dire che non verranno tollerati scioperi improvvisi o che derogano dalle regole elementari di convivenza. Sta di fatto che ufficialmente il leader del principale sindacato italiano oggi mette il sindacato stesso al servizio del movimento pro-PAL. Grazie a tutti, a domattina.